Frutta e verdura tutta, cioè non tanto le zucchine, fagiolini, ma proprio la frutta, pesche, albicocche, prugne, sono aumentate del doppio. Non si prendono le frutte tropicali, ecco, quelle secondo me bisogna evitare di prenderle perché costano tantissimo. Frutta e verdura, il pane, la pasta, e appunto le verdure, pazzesco i prezzi e come pensionata si fa molta fatica. Su cosa si taglia? Un po' su tutto, da cominciare anche il dare da bere i fiori, si comincia con l'acqua, si comincia con le spese, se vedi una cosa che ti piace rinunci, prendi le cose essenziali. Frutta e verdura sul podio dei rincari. Un salasso sul carrello della spesa, dal pane ai pomodori, alle orate fresche, per i vicentini che, stando alla rilevazione mensile relativa a giugno dell'Ufficio Statistiche Comunale, fanno i conti con il settore dei prodotti alimentari cresciuto quasi del 10% in un anno, con la frutta al più 9,6%. Vedo che alla fine della spesa con una borsina ci vuole un sacco di soldi. Insomma, magari i 30, i 40 centesimi o i 50 non ci fai caso, ma poi alla fine, quando hai riempito il carrello, vedi la differenza. Devo prendere mezzo chilo di roba, c'è sempre l'euro o quasi o 0,50 di più, anche per dire stupidaggini, carote, robe del genere. Sto per prendere 6 bistecche, non vi dico neanche cosa ho preso, dal macellaio. È tutto caro, cioè se guardiamo dobbiamo diminuire in tutto. Costo della vita aumentato, dalla benzina ai trasporti al settore della ricreazione a quello della ristorazione, che vede una variazione annua del più 5,3%, per non parlare della voce che fa capo ai costi per l'abitazione, l'acqua, l'elettricità e i combustibili, in cui la variazione annua è del 30%, in cui spicca la voce in maggiore aumento relativa all'energia elettrica, con un aumento annuale del 78,8%. E poi incidono anche le bollette, di quanto incidono? Ah beh, quelle non ne parliamo perché ogni volta è un'ansia, quando arrivano non si capisce mai di quanto siamo andati su. Le bollette sono un disastro, bisogna tenere duro, far fronte sperando che le cose cambino. Bisogna pagarle, io le divido le bollette, le divido in 2 o in 3, però ho trovato tanto aumento. Di quanto più o meno? Bene, di più della metà.